Si trovava con Sergio Papa nelle ore successive al massacro dei coniugi Nicolasi lo scorso marzo a Rolle e viene considerato un super testimone. Il marocchino Sharaf Eddine Bilani, 32 anni, residente a Mogliano Veneto, è stato ora rintracciato e arrestato dai carabinieri. Era stato convocato dalla procura come persona informata sui fatti, ma a quella richiesta non aveva mai risposto. Infine non si era più fatto trovare, malgrado nel frattempo fosse stato arrestato per spaccio di stupefacenti e fosse stato posto ai domiciliari. A suo carico era stato emesso un mandato di cattura per evasione, eseguito martedì pomeriggio. Il giovane nordafricano è stato fermato a Marghera dagli agenti della polizia locale e quindi condotto in carcere a Venezia. Insieme a Papa avrebbe girovagato tra il padovano e il veneziano nei giorni tra il duplice omicidio di Loris Nicolasi e la moglie Anna Maria Niola e il fermo del 36enne di Refrontolo accusato del delitto. Ora a Bilali sarà chiesto di riferire quanto gli ha raccontato Papa, che continua ancora oggi a professarsi innocente, malgrado sotto le unghie della Niola sia stato trovato il suo DNA e il contenuto compromettente delle conversazioni dei familiari intercettate dagli inquirenti.